sul territorio ognuno vende cara la pelle, quindi abbiamo assistito, come dire, a dei balletti che comunque hanno una loro dignità, nel senso che giustamente la Lega è il partito uscente, è un partito che in Veneto ha un suo radicamento e quindi farà di tutto per fare in modo che soprattutto i tanti consiglieri regionali che hanno beneficiato del grande consenso di Salvini e Zaia nel 2020 riescano in qualche modo a poter continuare la loro esperienza. Niccolò Rocco ne è convinto, elezioni a novembre, ma per il centrodestra la partita si giocherà solo sui tavoli di Roma. Quel Veneto alla Lega, ribadito dal leader del Carroccio Matteo Salvini in videocollegamento al direttivo del Partito Riunito a Noventa Padovana, non convince gli avversari. Tra le file dei meloniani, infatti, c'è chi ancora non molla la presa e dice di essere pronto a guidare la regione. Dall'altro lato ci sono i centristi e Rocco non fa segreto dalla parte in cui Azione vuole stare, in trattativa infatti con il campo largo del centro-sinistra di Manildo. Azione è un partito che non fa parte strutturalmente del campo largo, per cui valuta la bontà del candidato regione per regione. In questo momento, anche perché insomma è l'unico candidato che ha avuto il coraggio di scendere in campo, noi stiamo parlando con Giovanni Manildo e se diciamo, riusciremo a trovare un orizzonte programmatico comune, ma io sono convinto che questo accadrà, faremo delle liste molto competitive in tutte le province. È proprio dalle province che arrivano le candidature 50, quelle attualmente sul tavolo, a dimostrazione che il partito è pronto. La prossima mossa da decidere sarà dunque se correre con il solo simbolo di Azione riunito nel terzo polo con più Europa e Italia Viva, oppure aggregarsi a una compagine ben più ampia, opzione quest'ultima che al momento sembra la più plausibile. Il Presidente, se il partito decide, è a disposizione per la provincia di Treviso dove sono consigliere comunale, però è anche importante che le candidature avvengano con una squadra, quindi sicuramente la disponibilità e il cuore ci sono, però poi è una scelta che facciamo come squadra.